Buonasera dalla redazione TG10, nei titoli gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Un vorticoso giro di assegni e denaro liquido, ma anche di beni materiali nel rapporto che Petrini ha creato con i suoi clienti, il ruolo del commercialista e le pressioni del medico faccendiere nel racconto al PM di Salerno. Hanno protestato questa mattina gli infermieri e operatori sociosanitari idonei nelle graduatorie che aspettano di essere assunti. C'è anche il sindaco neoeletto di Cassano tra le 8 persone per le quali è stato chiesto il processo dalla procura di Castrovillari. Colpi di pistola da un'auto in corsa contro un giovane di origini albanesi nella centrale Piazza Europa a Cosenza. Resterà aperto al traffico fino a metà aprile il ponte Cannavino. L'ANAS procederà ai lavori subito dopo le festività. Ancora buonasera dalla redazione TG10, dunque la cronaca in primo piano in questa edizione, un giro di assegni, denaro liquido ma anche beni materiali nel rapporto che Petrini ha creato con i suoi clienti, il ruolo del commercialista, le pressioni del medico faccendiere nel racconto reso al PM di Salerno. Vediamo. Ci sono gli assegni, le case promesse, le attese, l'ingordigio e l'avidità di un uomo assetato di soldi e desideroso di condurre una vita agiata, la prima moglie, la seconda e le amiche, alcune legate ad un rapporto che è durato nel tempo, altre estemporanee. Quando il giudice Petrini fosse desideroso di incassare, lo si evince anche da piccoli episodi che lo stesso ha raccontato al PM di Salerno durante l'interrogatorio, come ad esempio il prestito da 4.000 euro di una giovane avvocatessa con la quale Petrini avrebbe avuto una breve relazione che lo stesso si affretta a definire non sentimentale. Gli aiuti del giudice, presidente della seconda sezione della Corte d'Appello di Catanzaro e della Commissione tributaria, ora sospeso, in alcune cause sostenute dalla professionista, e poi quei soldi che Petrini avrebbe dovuto restituire in tempi brevi. All'avvocatessa aveva chiesto 5.000 euro, raccontandole che la somma serviva per transigere una controversia con un istituto di credito per un finanziamento legato alla ricostruzione dopo il terremoto dell'Umbria del 1997, denaro però che non solo non ha mai restituito, ma che Petrini ha utilizzato per una vacanza in Austria e in Slovenia insieme alla sua famiglia. Nell'interrogatorio, nonostante i molti omissis, Petrini parla di numerosi episodi in cui avrebbe garantito il suo intervento per aggiustare processi o in controversie tributarie in cambio di denaro e regali vari, anche esami radiologici gratuiti per lui e i suoi familiari oppure quantitativi di olio di oliva. Figura chiave era Emilio Santoro, il faccendiere che sta collaborando con gli inquirenti, considerato il collettore delle tangenti destinate al magistrato, e tra i 1.000 rivoli dei rapporti corruttivi intessuti dal giudice c'è anche un commercialista di Cosenza, Claudio Schiavone, 54 anni, del quale parlano sia Petrini sia Santoro. Il professionista cosentino, racconta Petrini durante l'interrogatorio, gli era stato presentato da Santoro quale perito da nominare nei procedimenti di prevenzione patrimoniale, e il giudice parla della somma di denaro promessa dal commercialista in caso di decisione favorevole per la restituzione alla famiglia di Antonio Saraco, uomo ritenuto vicino alle cosche dominanti di Badolato, dei beni confiscati in primo grado. Ma nelle carte dell'inchiesta Genesi c'è davvero di tutto. Le dichiarazioni di Petrini hanno consentito di aprire nuovi filoni di indagini e a breve potrebbero esserci altri clamorosi sviluppi. Sono stati revocati intanto gli arresti domiciliari nei confronti di Marzia Tassone, l'avvocato del Foro di Locri, coinvolta appunto nell'operazione Genesi scattata lo scorso 15 gennaio. A stabilire è stato il Tribunale del Riesame di Salerno, che ha accolto le istanze difensive degli avvocati Murgano e Curatola. A carico della Tassone non è stata applicata alcuna misura cautelare, come chiesto dai suoi difensori, che hanno prodotto memorie difensive, indagini documentali tese a dimostrare l'inesistenza di favoritismi processuali fatti alla loro assistita. La pagina del lavoro hanno protestato questa mattina gli infermieri e operatori sociosanitari idonei nelle graduatorie che aspettano di essere assunti. Assunzioni subito, ripeto, DCA 135. Aspettano un telegramma che non arriva, sono infermieri e operatori sociosanitari, hanno superato un concorso, 3 prove sottolineano, e poi sono stati inseriti in graduatoria. Il problema? Le assunzioni che non arrivano nonostante la carenza di personale negli ospedali, assunzioni a tempo indeterminato è la richiesta nel sit-in di stamattina a Catanzaro, non il primo in verità degli OS che rivendicano la validità della loro posizione. In una graduatoria, dico vigente, attiva, lo schifo che sto vedendo oltretutto è quello che stanno
dissotterrando graduatorie vecchie del 2015, quando le graduatorie in essere hanno una validità triennale. E noi stiamo facendo la figura degli elemosinanti, perché avendo il diritto stiamo andando a bussare a tutte le porte, tutte le aziende, ma ci vengono sempre chiuse le porte in faccia. Oltretutto è stato emanato il DCA 135 dal commissario ad acta, il generale Cotticelli, nella quale invita le aziende all'assunzione subito qualora necessiti. Ad oggi hanno fatto sempre orecchie da mercante, nessuno ci ha chiamato. E noi siamo qua a manifestare. Legalità e il rispetto delle regole sugli striscioni e nei cori ricorrono le parole dignità e lavoro che in questa terra sembrano latitare, affermano, anche quando ci sono tutti i requisiti. Speriamo in questo scorrimento delle graduatorie, i fabbisogni, i benedetti fabbisogni che non stentano ad uscire. Speriamo veramente che questa volta sia la volta buona, perché non se ne può più. Siamo padri, madri di famiglie che aspettano ansiosamente, chi monoreddito, chi non ha nessun reddito, con la speranza di avere giustamente il suo posto di lavoro guadagnato studiando, facendo concorsi, perché in un'azienda pubblica rientri soltanto facendo concorso. Che dire, aspettiamo, siamo nati aspettando in questo mondo, in Calabria si aspetta all'infinito, si aspetta e basta. Ed ora a Vibo Valentia, dove questa mattina migranti ospitati nel CAS di Nicotera e operatori hanno inscenato un sit-in davanti al palazzo che ospita la prefettura. Vediamo com'è andata. Hanno protestato questa mattina davanti il palazzo della prefettura di Vibo Valentia alcuni migranti ospitati nel CAS di Nicotera, gestito dall'associazione culturale Aquarinto, ma anche gli operatori del centro, che dopo l'esclusione dal bando di gara che hanno impugnato davanti al TAR chiedono al prefetto di attendere la sentenza definitiva. C'è una sospensiva, c'è un'udienza fissata per il 20 maggio e non capiamo per quale motivo, o meglio vorremmo capire i motivi per i quali gli ospiti di questa struttura debbano essere spostati presso altre strutture. Questo comporta non solo un grave disagio per gli ospiti, che mi pare di capire a Nicotera si siano integrati benissimo, creando dei circuiti anche con la scuola, con il trasporto pubblico e con associazioni datoriali, ma ne verrebbe meno quei livelli occupazionali che in questo momento in una comunità come Nicotera sono veramente provvidenziali. I migranti sono preoccupati e vogliono i permessi di soggiorno. Abbiamo avuto l'informazione fra poco che saremo trasferiti ancora da Nicotera a un altro posto. Perciò che noi siamo qui, che non siamo delle cose per essere sempre spostati da un posto all'altro. Noi siamo qui per avere almeno i documenti per essere liberi. Il sindaco di Nicotera è sceso in piazza accanto a loro. Io come amministrazione, per dare forza a quella che è la protesta dei miei cittadini, ho già incontrato e sto stimolando l'intervento anche di livelli istituzionali più alti, dai consiglieri regionali ai vari deputati parlamentari del territorio, a interessarsi della cosa. Ribadisco, non perché si cambi l'esito della gara, ma che vengano guardate con maggiore accortezza le carte che assegna questa gara. Dopo la protesta, l'incontro con il viceprefetto e la promessa di una nuova riunione nei prossimi giorni. Mi hanno richiesto comunque un ulteriore contatto col signor prefetto e già abbiamo fissato un ulteriore incontro mercoledì 19 febbraio alle ore 15 con i lavoratori. L'inchiesta sul canale degli Stombi, c'è anche il sindaco neoeletto di Cassano allo Ionio tra le 8 persone per le quali è stato chiesto il processo dalla procura di Castrovillari. Ho rispettato le leggi, il mio unico obiettivo era e continua ad essere la navigabilità dello Stombi. Ha commentato così il sindaco di Cassano, Gianni Papasso, la notizia della richiesta di rinvio a giudizio per lui e altre 7 persone accusate da parte della procura di Castrovillari nell'ambito dell'inchiesta sui lavori di disinsabbiamento del canale Stombi.
Il giudice dell'udienza preliminare Chiara Miraglia, contestata la richiesta del PM Angela Continisio, ha fissato l'udienza preliminare per il 26 marzo prossimo. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di truffa, turbativa d'asta, falso in atto pubblico e falsità ideologica. Papasso, attraverso una nota, fa sapere che gli viene contestata la scelta del contraente per il dragaggio del canale e la navigabilità negli anni 2015-2017. In sostanza, dice il primo cittadino, viene contestata la convenzione che il comune di Cassano sottoscrisse con il consorzio di bonifica di Trebisacce. Come mai, si chiede Papasso, le convenzioni identiche sottoscritte in tantissime parti d'Italia non hanno suscitato alcuno scandalo? Poi fa notare come dall'apertura dell'inchiesta la situazione del canale è stata completamente abbandonata a se stessa, con risorse e spese, senza che le imbarcazioni potessero utilizzare lo Stombi, mentre al contrario negli anni in oggetto il canale è stato sempre aperto con l'esclusione dei mesi invernali. Sulla vicenda giudiziaria Papasso dice: sono sereno, la mia coscienza è tranquilla, ho fiducia nella giustizia e mi difenderò nelle sedi opportune, ma conclude poi: la vicenda non mi distrae dal mio impegno da sindaco e continuerò a lavorare con maggiore determinazione alla soluzione della problematica Stombi e dei laghi di Sibari. Prossimo servizio dedicato alla crisi del comune di Reggio Calabria. L'annuncio è arrivato via Facebook. Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomata ha informato i suoi cittadini che per Reggio saranno momenti difficili. Secondo la Corte dei Conti, l'amministrazione comunale deve restituire alla Regione Calabria 65 milioni di euro per i costi dell'acqua. Una decisione della magistratura contabile contro la quale evidentemente l'amministrazione non può nulla fare e si dovrà trovare o un piano di rientro o una soluzione tecnico-finanziaria. Il sindaco ha inteso attraverso il suo profilo social informare i cittadini di questa autentica mazzata, così l'ha definita, ma ha anche detto: combatteremo. Certamente è una trincea importante quella che si apre per il primo cittadino reggino, perché la questione soldi resta indubbiamente un problema serio per l'amministrazione comunale e per Palazzo San Giorgio, un momento difficile che si spera in qualche modo di superare o comunque di contenere. Nei prossimi giorni probabilmente ci saranno ulteriori sviluppi e ulteriori informazioni. E adesso parliamo di politica. Una poltrona per 3 è quella di presidente della provincia di Crotone, il colpo di scena nella scelta del candidato da parte del centro-sinistra. 3 candidature per una poltrona, quella di presidente della provincia di Crotone. Allo scoccare del mezzogiorno l'ufficialità dei nomi che riserva il classico colpo di scena. Il sindaco di Cirò, Francesco Paletta, è il candidato di riferimento di alcuni piccoli comuni del centrodestra che non ha trovato un nome di stretta connotazione politica. In centrosinistra invece i candidati saranno in 2, vale a dire il primo cittadino di Mesoraca, Annibale Parise, che è la scelta ufficiale del Partito Democratico, mentre parte del PD e i democratici progressisti per l'area Sculco sosterranno il neosindaco di Isola Caporizzuto, Maria Grazia Wittenberga. Il commissario Iacucci e il sindaco di Cirò raccontano la propria versione dei fatti. Presentiamo il candidato del Partito Democratico che è stato scelto dopo una lunga discussione, dopo aver avuto confronti con le amministrazioni che sono 14, che chiaramente sono vicine al Partito Democratico. Abbiamo fatto delle assemblee, sono messi in campo più di una candidatura, però alla fine abbiamo fatto sintesi sul sindaco di Mesoraca, su Annibale Parise, un giovane sindaco, alla prima esperienza, che ci consente di consolidare l'unità del partito e di andare avanti sulla linea che abbiamo scelto anche prima delle regionali. Il centrosinistra è uno anche perché chi si dice del centrosinistra ha partecipato alle consultazioni che il nostro commissario Iacucci ha tenuto qui per lunghi giorni, dove sono tenute ampie discussioni sulla questione candidature, dove ognuno di noi si è sentito libero di dare la propria disponibilità, come anche la Wittenberga ha dato la sua disponibilità fino all'ultimo momento, quando democraticamente e anche con mia sorpresa io sono stato scelto come candidato del PD. La signora Wittenberga si è alzata, se n'è andata e si è candidata da un'altra parte, quindi se questo vogliamo definire un altro centro-sinistra, io lo definirei un'autentica deriva della politica più che un centro-sinistra.
Le divisioni all'interno del PD potrebbero favorire il candidato Paletta, che potrà contare anche sull'appoggio dell'amministrazione di Petida Policastro, così come di parte dei consiglieri di Cutro e Isola Caporizzuto, che fanno capo al centrodestra. Le elezioni del presidente si svolgeranno il prossimo 2 marzo. Giusto il tempo di trascorrere Pasqua e Pasquetta e poi via ai disagi, ma anche ai lavori necessari per il ponte Cannavino sulla statale 107 Silana-Crotonese, che richiude per un po' di mesi per consentire dei lavori strutturali di sicurezza antisismica. Il ponte di Celico non chiuderà almeno fino alle vacanze di Pasqua e l'ANAS a chiarire, anzi a smentire le voci di una possibile chiusura già dal 1° marzo, invece no, nessun problema per gli automobilisti, almeno fino a metà aprile. A tirare un sospiro di sollievo sono anche le aziende di Spezzano della Sila, il cui core business sono proprio i pendolari e i vacanzieri, coloro che viaggiano sulla statale 107 Silana Crotonese e per i quali la chiusura del ponte Cannavino è sinonimo di crisi, una situazione già vissuta che si vuole scongiurare. L'ANAS precisa di avere già effettuato degli interventi di risanamento programmati per la prima e la seconda pila del viadotto, lavori che dovrebbero concludersi entro il 2020. In questo momento, fa sapere inoltre la società Autostrade, si starebbero perfezionando i percorsi alternativi concordati in prefettura con i sindaci del territorio quando sarà necessario interdire al traffico. Le strade secondarie saranno sicure, si sta provvedendo infatti alla messa in sicurezza, alla pavimentazione in alcuni tratti e al ripristino della segnaletica per un importo di 600.000 euro. Resta la preoccupazione di chi ogni giorno deve compiere il percorso a causa dei problemi sul ponte Gangarello, distante pochi chilometri dal Cannavino. A risentire della situazione precaria sono soprattutto i bus, di conseguenza studenti e pendolari che registrano ritardi. Per il momento però è tregua. Colpi di pistola contro un 28enne da un'auto in corsa a Piazza Europa, centralissima Piazza Europa a Cosenza nel pomeriggio. È un giovane di 28 anni di origini albanesi, ma da tempo residente in Calabria, la vittima dell'agguato avvenuto oggi pomeriggio nei pressi di Piazza Europa a Cosenza. L'uomo è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola alle gambe, sparati da distanza ravvicinata da un individuo che si trovava presumibilmente a bordo di un'automobile. Nonostante la zona sia centrale e molto frequentata, nessuno ha notato l'auto avvicinarsi al giovane, che è stato soccorso poco dopo e trasportato in ospedale dove è ricoverato. Sul posto, oltre ai sanitari, gli agenti della squadra mobile della questura di Cosenza che indagano sull'accaduto e una pattuglia dei carabinieri. E adesso parliamo invece di Dino Mazzei, l'uomo ritrovato morto nei pressi del ponte di Calatrava domenica scorsa. Continuano le indagini per capire la dinamica di quanto è successo. Potrebbe avere le ore contate il pirata della strada che venerdì scorso ha travolto e ucciso Dino Mazzei, lavoratore in mobilità di 58 anni. La polizia di Cosenza indaga per omicidio stradale. In queste ore gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Mazzei era stato visto l'ultima volta da un testimone in un negozio del centro commerciale di Zumpano. Poi, verso le 18:30 a piedi, l'uomo si era diretto verso casa nel centro storico di Cosenza, ma all'altezza del ponte di Calatrava, sulla strada che collega il quartiere Gergeri all'area commerciale di Zumpano, è stato travolto. Un impatto violentissimo, tanto che il corpo del 58enne è stato sbalzato oltre il ciglio della strada, dove è rimasto per 2 giorni prima di essere trovato dalla polizia. Sul luogo dell'incidente sono stati rinvenuti anche frammenti di un'auto, un faro rotto che si trovava a pochi metri dal cadavere. Attraverso l'esame del reperto, gli investigatori stanno compiendo accertamenti comparativi per risalire al tipo di auto coinvolta. Grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, inoltre, sarà possibile ricostruire, momento per momento, gli spostamenti dell'uomo e individuare l'auto pirata che potrebbe essere stata ripresa nelle fasi immediatamente precedenti e successive all'incidente. Le indagini coordinate dal procuratore spagnolo, dunque, sono concentrate sulla identificazione del pirata della strada che in una fredda sera di febbraio ha ucciso Dino Mazzei. Ancora cronaca nei nostri 100 secondi, vediamo.
Un autotrasportatore è morto investito da un tir sull'autostrada 2 del Mediterraneo nei pressi di Rogliano. La vittima è un dipendente di una ditta di traslochi che stava rientrando nel Lazio dalla Sicilia. Secondo le prime indicazioni l'uomo si sarebbe trovato nella parte posteriore di un furgone e per cause in corso d'accertamento sarebbe caduto sull'asfalto venendo investito da un camion di passaggio. Il traffico è stato deviato per ore. La prima commissione del Consiglio Superiore della Magistratura sarà negli uffici giudiziari di Catanzaro il 17 e il 18 febbraio per un'indagine conoscitiva sulle materie di propria competenza. Ascolterà i capi degli uffici giudiziari e i magistrati del distretto. I magistrati di Catanzaro, sottolinea in una nota il CSM, sono impegnati in rilevanti indagini e processi. La Commissione intende procedere ad una ricognizione complessiva delle condizioni ambientali. Maltrattamenti in famiglia è l'accusa per una ventenne del Crotonese per la quale i carabinieri di Petilia Policastro hanno eseguito il provvedimento della misura cautelare detentiva che prevede il ricovero in una casa di cura. L'ordinanza emessa dal Tribunale di Crotone. La donna avrebbe procurato lesioni ad un suo familiare. Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina in piazza Portosalvo a Siderno, dove un incendio ha distrutto una delle casette di legno sistemate nella piazza per le iniziative natalizie. Probabilmente un clochard per riscaldarsi ha acceso qualcosa provocando le fiamme. Continuano i seminari a Villa Rendano sulla storia della città di Cosenza, adesso si indaga sull'epoca medievale. A Cosenza, a Villa Rendano, continuano i seminari di approfondimento sulla storia della città abruzia. Infatti il terzo appuntamento degli aperitivi culturali è stato dedicato al tema La città di Cosenza in epoca medievale. Dopo la visita al museo multimediale Cosenza Itinera, i partecipanti hanno avuto la possibilità di assistere ad un confronto appassionante tra studiosi del patrimonio architettonico, archeologico e storico-artistico di Cosenza del XII e XIII secolo. Tratterò della struttura urbana, la sua evoluzione, il rapporto a quelle che sono le sequenze verificatesi poi dal 1500 in poi, giusto per dare un quadro non molto conosciuto di come si rapportasse la città ai tempi, alla società, agli eventi demografici e anche al sistema delle istituzioni presenti. Quindi un quadro almeno sintetico e sinottico della società in rapporto all'evoluzione dei tempi in un momento molto importante per l'intera Europa. Tratteremo gli aspetti storici, quelli legati all'urbanistica e alla topografia. Ci concentreremo sulla cattedrale, che è un sito di straordinaria importanza perché è legato al nome di Federico II. E io in particolare mi occuperò del patrimonio artistico che è conservato all'interno della cattedrale. Ancora una volta un viaggio immersivo nella storia medievale di Cosenza, che conferma l'attenzione e l'impegno verso il territorio della Fondazione Attilio ed Elena Giuliani, volto alla valorizzazione del paesaggio culturale. L'incontro si è concluso con la degustazione di vini calabresi. Il meteo adesso con le previsioni per le prossime ore. Un vortice ciclonico presente sulle isole britanniche per la giornata di giovedì tenderà a muoversi velocemente verso sud-est, apportando un guasto del tempo anche sui settori più orientali dell'Italia, da nord a sud. Sulla Calabria è atteso un veloce peggioramento per la giornata di venerdì, in particolare sui versanti tirrenici della regione. Domani da parzialmente nuvoloso a nuvoloso sui settori tirrenici con piogge locali rovesci, specie sul settore cosentino e sull'ametino, piogge in propagazione anche su Vibonese e Reggino Tirrenico e aree interne e locali sconfinamenti anche sui settori ionici del Basso Cosentino e del Catanzarese. Altrove poco o parzialmente nuvoloso, senza fenomeni significativi. Temperature in diminuzione. Passiamo a mari e venti. Domani ventilazione moderata da maestrale ovunque con mari mosso il Tirreno e poco mosso lo Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci ancora, buona serata.